Lesioni a personale del pronto soccorso, l'ULSS 4 parte civile nel processo. L'aggressione era avvenuta a maggio 2022 all'ospedale di Portogruaro. Il direttore generale Mauro Filippi, l'azienda sanitaria condanna ogni forma di violenza fisica o verbale nei confronti del proprio personale. Sentiamo il servizio. L'episodio risale al 30 maggio 2022, quando un giovane, in attesa di visita al pronto soccorso di Portogruaro, aveva aggredito due sanitarie, procurando lesioni ad entrambe. Un'operatrice, in particolare, era stata colpita al costato e aveva riportato una frattura con prognosi di un mese. Il comportamento violento ha portato un 19enne a processo. L'udienza si è svolta mercoledì 6 dicembre al Tribunale di Pordenone, dove l'azienda sanitaria ULSS 4 si è costituita parte civile. Il procedimento è stato rinviato a breve dal giudice penale al fine di disporre alcune verifiche in merito all'istanza di rito alternativo presentata dalla difesa dell'imputato. L'azienda sanitaria condanna ogni forma di violenza fisica o verbale nei confronti del proprio personale, dichiara il direttore generale Mauro Filippi, agendo anche nelle forme istituzionalmente previste, come fatto in questo caso, a tutela dei dipendenti. Torniamo in studio e diamo il benvenuto a Raffaele Padrone dell'FSP Polizia, grazie per essere con noi. Grazie a voi e ai telespettatori. Facciamo il punto, insomma, a casi come quello successo in Veneto di aggressioni ai danni del personale sanitario. Purtroppo nell'ultimo anno ne sono accaduti diversi anche in Friuli Venezia Giulia. Tanti chiedono che vengano messi, personale delle forze dell'ordine presidiari, i pronto soccorso, tuttavia però nessuno fa i conti col problema della carenza di personale. Ma io invece vorrei correggerla, invece di dire dimettere, vorrei dire rimettiamoli. Certo. I posti fissi all'ospedale di tutta Italia c'erano, poi con una legge Madia si sono chiusi 271 uffici, tra cui i posti fissi presso i nosocomi, gli ospedali, chiamateli come volete. Ed è quello un po' che succede in città. Orari chiaramente ridotti perché il personale è stato decimato. Oggi avere persone presso gli ospedali sarebbe una garanzia, perché sono aumentati gli episodi di aggressione in maniera esponenziale. E lei diceva bene, ci si accorge di quello che io racconto, della mancanza di personale, quando succedono i fatti. Noi in Italia siamo abituati così, in tutte le cose. Abbiamo dovuto aspettare che qualche collega fosse ammazzato, ferito, ai posti di controllo, poi l'obbligo del giubbetto antiproiettile. Credo che altre polizie ci insegnano sotto questo aspetto qual è la sicurezza dell'operatore. Ci hanno dato taser, prima di usarlo noi dobbiamo chiamare il nosocomio, avvisare che potremo utilizzarlo, su 3 macchine magari ce n'è uno, quindi andiamo un po' a rilento per quanto riguarda il comparto sicurezza. L'ho detto, lo ridico, oggi ci accorgiamo che negli ospedali manca un posto fisso di polizia, però prima ne hanno chiusi. Ovviamente se non c'è neanche la disponibilità, non c'è neanche la possibilità dell'inserimento di 2 o 3 persone. Cioè, prima c'erano dei turni che magari non duravano tutta la notte, ma fino alle 8, alle 9 potevamo trovare dei colleghi prefissati a quel posto di polizia. Oggi siamo fortunati se ce li abbiamo fino alle 2 e siamo più sfortunati, come capita, se non ce l'abbiamo proprio. Allora, perché dobbiamo, ma non noi della polizia, delle forze dell'ordine o lei come giornalista, accorgerci che quando uno grida che manca il personale, io ho sentito anche da questi teleschermi tempo fa il responsabile, mi pare, del gruppo infermieristico che parlava proprio di queste aggressioni, no? Dobbiamo aspettarci di avere un morto tra i medici o tra il personale infermieristico per poter dire ah sì, forse sarebbe da mettere il personale di polizia, che non c'è, perché non è che il questore non mette 2 all'ospedale civile di Udine o di Pordenone perché non ha voglia di metterli, non li mette perché non ce li ha. Quindi
E poi questa è la politica, poi ci si spara le pose. Io l'avevo detto che dovevamo mettere, vogliamo mettere più persone, servono perché ci sono le aggressioni, ma dove? Ma dove li prendiamo per metterli là? Cioè il questore, il prefetto, dove li mette? Abbiamo dei posti all'interno anche delle prefetture che non vengono presidiate a una determinata ora perché non c'è più la possibilità di avere un H24 all'ufficio di governo. Quindi voglio dire, siamo la frutta, ma saremo ancora peggio, e ve lo dico da Pordenone, ve lo dico perché l'ho ripetuto anche in questi giorni, i colleghi stanno lasciando il servizio perché hanno raggiunto il limite pensionistico e quindi avremo sempre peggio, avremo sempre un numero peggiore di quello che abbiamo adesso. Guardate che è poco, ripeto, quello che arriva, festeggiamo quando arrivano 9, 7, 10 persone, ma ripeto, il calcolo fatelo con la macchinetta, quanti ne sono andati via. Quindi questa volta è capitato all'ospedale, è già capitato all'interno del nostro ospedale ed è capitato all'interno del Friuli Venezia Giulia, ma è capitato in quanti ospedali d'Italia? Punto di domanda. Grazie Raffaele Pedrone per essere stato con noi questa sera, grazie. Andiamo avanti con il telegiornale. Export in Friuli Venezia Giulia, gennaio-settembre in calo di 1,2 miliardi, stabile il nord-est, l'indagine è dell'Ires sui dati Istat. Sentiamo.